hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate. Adesso andiamo a versare piano piano l'acqua dentro il nostro pentolino con la camomilla e la lavanda. Poi accendiamo il fuoco e lo lasciamo per un po', per 10 minuti a fiamma bassa. Se voi preferite fare un infuso normale, potete scaldare l'acqua e poi versarla in una scodella con messi prima, dove prima andrete a mettere la camomilla, però io sinceramente mi trovo meglio con questo metodo e l'ho sempre fatto così, quindi faccio così. E quindi eccoli qui la nostra camomilla con la lavanda. Io vi consiglio comunque di mescolare, quindi mescoliamo piano. Io adesso vado ad aggiungere ancora un po' d'acqua perché ne avevo messa troppo poca e comunque io ne sto facendo 200 grammi, per cui anche voi se comunque mettete ingredienti per 70 grammi andate anche a metterne 200, perché comunque vedo che la camomilla ne sta assorbendo un sacco, per cui con l'acqua andate tranquilli che... Poi prendete un passino, io ad esempio ho questo qui bello grande, ma anche uno piccolo va bene, potete farlo con calma, comunque non ci sono problemi, e andate a far filtrare il vostro decotto, insomma il vostro infuso, piano piano. Così. Ecco qui. Cosa molto importante, ma anche profumo di camomilla. Una volta arrivati qui, alzando il vostro passino, andate a premere bene comunque, perdeteci anche un quarto d'ora, insomma quello che è, in modo da far uscire comunque tutte le goccioline, perché sono proprio le goccioline dentro le piante che contengono tutti i principi attivi migliori. Quindi premete, premete e premete. Poi se vedete comunque avete tanti pezzettini, adesso io vado ad andare a utilizzare per il secondo filtraggio come si chiama, un passino più con la rete più sottile, in modo da fermare tutti questi, vedete, tutti i pezzettini delle piante, quelli là che ci sono, e quindi in modo tale da avere proprio, non deve esserci niente. E come vedete sono qui a fare il secondo filtraggio e sotto il passino ci ho messo anche dello Scottex, però vedete che sta venendo fuori proprio tutto, è proprio venuto fuori bello scuro e bello limpido, per cui meglio che perdiate 15 minuti in più a fare anche tutto questo passaggio, però che siate sicuri che non ci siano pezzetti di pianta. Prendiamo una ciotolina e andiamo a fare il nostro gel, quindi 0,5 mettiamo prima 7 grammi di glicerina, io la peso con la bilancina, voi comunque potete utilizzare una normalissima bilancia da cucina, e poi andiamo a spargere a pioggia 0,5 grammi di xantana. Se voi non l'avete andate a sostituire questi due ingredienti con acqua o comunque con l'infuso. Ecco qui il nostro gel è pronto. Ho messo la glicerina, ho aspettato 10 minuti e poi ho iniziato a mescolare piano, e adesso piano piano andremo a mettere un po' alla volta il nostro decotto o infuso. Andrò a far chiarezza su questa cosa perché non mi ricordo nemmeno, mi sa che questo è un decotto. Piano piano mettiamo una goccia e andiamo a mescolare. Adesso ne ho messo anche troppo, mettetene anche meno come per la prima volta, e andiamo a mescolare bene, vedete? Piano piano mescoliamo. Poi quando vedete che si uniscono bene, un altro goccino e continuo a mescolare, e così fino alla fine. Poi quando finiamo tutto l'infuso andiamo a mettere le nostre 16 gocce per ogni 100 grammi. Quindi io ad esempio in questo caso ne ho fatto 200 e ne vado a mettere 32. Adesso il mio gel è pronto. Comunque
Con la Xantana vi sembrerà che non vi si sciolga, soprattutto quando andrete a mettere il decotto, però dovete semplicemente aspettare che si idrati, quindi l'acqua vada dentro. Infatti ho aspettato un po', una quindicina di minuti, e comunque adesso ho il mio gel. E adesso vado a preparare i miei tensioattivi. In questa ciotolina ho messo i miei tensioattivi, 9 grammi di laurilglucoside, 5 di cocoglucoside e glicerille oleate, e per ultima la betaina. Mi raccomando, mettetela come ultima tra i tre. Poi ogni volta che ne mettete uno mescolate sempre molto piano, perché altrimenti vi si formano molte bolle. Se adesso avete gli oli essenziali andate a metterli. Come avete visto nella ricetta non ho considerato il peso degli oli essenziali, semplicemente perché ne vanno al massimo 5 gocce, perché guardate che vanno a diminuire la densità del prodotto. Io adesso vado a mettere i miei. Una volta mescolati bene gli oli essenziali, andate a versare piano piano il gel, il vostro gel, insomma comunque il vostro infuso decotto, insomma la fase A nella fase B. Piano piano anche qui, una goccia, anche troppa, e vado a mescolare piano, che deve sciogliersi tutto quanto bene. Piano piano fino a quando si finisce tutto il decotto, insomma tutto questo intruglio marrone. Una volta che avete finito di mettere la fase A nella fase B, vedete adesso mi è venuto molto scuro perché comunque avevo fatto un decotto comunque con tantissima lavanda, ne avevo messa tanta, e vado a misurare il pH. Vado a misurare il pH e lo porto a, adesso vi dico anche quanto, il pH lo devo portare a 5. Devo portare il pH a 5. Quindi se il vostro pH è troppo alto, andrete, ecco, il mio è venuto perfetto. Per cui io non metto acido lattico. Se il vostro pH dovesse venire troppo alto, andrete a mettere un po' di acido lattico, una goccia, 2, e poi rimisurate il pH. Io ho le cartine tornasole di Aromazone, sono queste, eccole qui, vedete? E ci sono, non so quante cartine siano. E in poche parole, quando c'è il colore giusto, voi vedete il pH va da 2 a 9. Le dovete prendere queste se volete fare qualcosa, perché servono il pH, se no il pH non lo misurate, però se non lo misurate io non vi consiglio di utilizzarlo, anzi non dovete. Per cui ecco, anche vi ho fatto vedere anche le cartine. Ed eccoci qui dopo un pomeriggio di spignattamenti vari, il nostro prodotto. Allora, il colore non è dei migliori, non è il solito lilla che troviamo al supermercato normalmente per i detergenti alla lavanda, però c'è da dire che è una scelta, perché io ho preferito fare un prodotto, ho preferito fare un decotto con tanta lavanda e quindi ancora nella parte iniziale con tanta lavanda e tanta camomilla, però andando a discapito del colore. Io adesso non mi ricordo se ci siano, cioè non credo ci siano colori così forti da poter coprire tutto. Comunque vi dico, io sinceramente preferisco avere un prodotto buono e con più attivi, piuttosto che magari andare a metterci l'acqua normale e poi il colorantino. Io faccio così, insomma, dopo ognuno è libero di fare. Infatti ho visto che ad esempio Carlita nella sua ricetta ha utilizzato poca lavanda e poca lei ad esempio aveva messo la lavanda e la calendula. La calendula, essendo arancione, il suo detergente è venuto fuori arancione, un arancione chiaro, però anche lì non è un colore stupendo, e comunque anche lei ne aveva messa proprio poca, altrimenti vengono tutti i colori, insomma, di questo colore. È un prodotto buono, io niente, cosa vi posso dire, se volete provare, provate, io comunque vi consiglio di farlo. Prendetevi i tensioattivi, tutto quello che vi serve, fatevi le cose a casa, non comprate quelle schifezze che oltre che essere, fanno proprio male,
E niente, se il video vi è piaciuto, sapete, pollici in su. Comunque se vi interessano queste cose, guardate, iscrivetevi al mio canale, chiedetemi aiuto, informazioni, io sono disponibilissimo, mi sto impegnando tanto e non sono qui come tanta gente che continua, non sono qui insomma a fare le cose in maniera sporca come fanno tante persone su YouTube. Per cui io vi saluto e niente, se siete arrivati fino alla fine lasciatemi anche un commento, semplicemente un saluto. Vi lascio comunque i link importanti qui sotto e vi scrivo anche i prodotti che potete fare a meno di utilizzare. Per cui vi saluto, ciao!